Serata di gala. Federico Zandomeneghi, 1894-1895, olio su tela, collezione privata. Il tema di questo dipinto, tipico della sua produzione, è molto vicino ai quadri di Renoir, ma l'interpretazione è inconfondibilmente personale. La stesura morbida dei colori rivela una grande passione per le tinte calde e luminose, quasi di pastello, di cui Le Vénitienne, così lo chiamava Degas con affettuosa ironia nelle sue lettere, era un vero maestro, quasi avesse studiato personalmente nella bottega di Rosalba Carrera. Le protagoniste delle composizioni di Zandomeneghi non sono le donne fatali e conturbanti di Boldini e non conoscono l'angoscia interiore di Toulouse-Lautrec. Al contrario, sono brave signore della media borghesia che vediamo ai giardini con i figli, nei salotti con le amiche o, come in questo caso, mentre si preparano per una serata di gala in uno dei tanti celebri locali delle notti parigine. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Arrivederci al prossimo video.